Successo per le giornate di primavera tra i luoghi aperti al pubblico, la caserma Biagio Pistone e la biblioteca La Rocca. Il sindaco si è dimesso e i motivi sarebbero legati ai contrasti interni al PD. La Bubello, dirigente scolastico, era stata eletta nel 2019. La regione invierà un commissario fino a nuove elezioni. Da oggi il coprifuoco slitta a mezzanotte. Bene le vaccinazioni, la Sicilia però attenderà il bianco altre 2 settimane. Disservizi al lab di Agrigento. Nuova rissa a San Leone nel weekend. A Grotte 2 anziane truffate e derubate da finto promoter di gas e luce. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Successo per le giornate FAI di primavera. Grazie ai volontari del Fondo Ambiente Italiano sono stati aperti al pubblico questo weekend non solo i luoghi di interesse noti, ma porte aperte anche ai posti normalmente non fruibili. Eugenio Cairone ci mostra la caserma Biagio Pistone, sede del comando provinciale dei Carabinieri, e l'adiacente biblioteca comunale Franco La Rocca. Vediamo. Le 2 giornate FAI di primavera, sabato e ieri, sono state un importante segnale di ripartenza con i cittadini che hanno potuto riscoprire le bellezze del territorio. Noi di TVA siamo stati alla caserma Biagio Pistone e alla biblioteca La Rocca. Siete state chiamate a fare da guida da Cicerone alla caserma dei Carabinieri. Cosa fate visitare? Facciamo visitare la caserma intitolata appunto Biagio Pistone in onore del maresciallo. Cosa avete raccontato ai visitatori? Cosa c'è da vedere? Allora, la caserma Biagio Pistone è un immobile di proprietà appunto della provincia regionale di Agrigento. L'edificio si apre su Piazzale Aldo Moro, che è questo di fronte a noi. È stato iniziato a costruire nel 1896 da Giovanni Vadalà. Successivamente fu acquistato dal Consiglio provinciale e che era destinato appunto alla caserma dei Carabinieri. Quanti visitatori sono arrivati? Tanti stamattina? Sì. Voi di quale scuola siete? Del Gallo di Agrigento. Io mi occupavo di rappresentare alcuni eroi, mentre la mia compagna all'inizio ha illustrato la caserma in generale. Ci troviamo dove? Nella stanza dell'attuale comandante, e noi illustriamo il quadro che è dedicato alla Vergine, quello lì a sinistra, e poi facciamo vedere questi reperti che vennero trovati in mare, questi 2. Allora, anche i Carabinieri in concedo, l'associazione presente oggi per questa festa, tra virgolette, all'indomani della vera festa? Sì, anche l'associazione Carabinieri in concedo è presente, come in varie altre manifestazioni, in occasione della giornata del FAI, e quindi diamo la nostra assistenza. Sei venuto a visitare la caserma dei Carabinieri, come mai? Cosa ti ha invogliato? Innanzitutto conoscere la storia della caserma dei Carabinieri, conoscere comunque molti comandanti che hanno fatto la storia appunto, innanzitutto anche conoscere la struttura, quindi una mia curiosità molto personale e anche formativa per la mia formazione persona, ecco, quindi. Agrigento ha avuto la fortuna di avere un comandante amico dei giovani, il colonnello Pellegrino, ma ne ha un altro che è molto in gamba per quanto riguarda il rapporto con i cittadini. Il rapporto secondo me tra il comandante e i cittadini, comunque le forze dell'ordine, è una cosa di estrema necessità. È un rapporto molto costruttivo e quindi trasmette molta fiducia sia ai cittadini che al rapporto comunque stesso tra il comandante e la cittadinanza. Il colonnello Stingo, che è l'attuale comandante, chiama l'arma dei Carabinieri l'arma della gente. Certo, perché è sempre pronta al servizio, all'aiuto, sempre disponibili, sempre e comunque al servizio dei cittadini. Devo dire che è andata abbastanza bene, dai, c'è stata molta affluenza, la gente è venuta anche approfittando della bella giornata e sono venuti a visitare la biblioteca che dopo un po' di tempo è stata aperta al pubblico. Il liceo scientifico, attraverso una convenzione con il FAI, assicura al FAI una collaborazione per aprire e far visitare i luoghi. Oggi ci troviamo in questa biblioteca intitolata al bibliotecario Franco La Rocca, prematuramente scomparso nel 1993 all'età di soli 45 anni, e i ragazzi del liceo scientifico e linguistico Leonardo stanno dando il loro contributo come Ciceroni FAI. È stato afflusso di persone? Sì, quest'oggi abbiamo avuto molti
molti visitatori, è stato molto bello, ci siamo trovati molto bene, sono molto disponibili e questo. Una prevalenza di giovani o misti? No, di più di persone over 40 anni. Ma perché i giovani disertano queste manifestazioni? Sì, magari perché non so, di domenica mattina preferiscono andare a mare o in altri posti, però secondo me è un'idea molto, molto bella appunto questa, perché io ad esempio mi sono trovata molto bene, non conoscevo la biblioteca fino in fondo e grazie a questa esperienza ho potuto riscoprire proprio la mia città, la città di Agrigento, grazie a questo quindi ho avuto questa possibilità. La persona a cui è dedicata? Francesco La Rocca, sì, infatti fu il primo editore, il primo bibliotecario. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo andare alle origini della biblioteca, quando era chiamata Santo Spirito, perché in un circuito itinerante di visite poi da qui si passerà a Santo Spirito, quindi dalla documentazione che mettiamo a disposizione su questo tavolo rivediamo le immagini e facciamo riapparire dal punto di vista iconografico, librario, ciò che poi vedranno i visitatori nella realtà architettonica. Stiamo facendo qualcosa di diverso, offriamo alla cittadinanza di poter vedere, dato che il FAI si occupa di natura e ambiente, di poter vedere anche Agrigento com'era. Parliamo e facciamo riapparire, perché la fotografia ci permette di fare anche questo miracolo, la famosa Villa Garibaldi. Si è dimesso il sindaco di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, Giovanna Bubello. In una lettera inviata al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, Giovanna Bubello si riferisce a intervenute modifiche del quadro politico e forse ciò sarebbe legato alla decisione di 3 consiglieri di maggioranza a transitare nell'opposizione. La Bubello, dirigente scolastico, è stata eletta nella primavera del 2019 con una lista civica. Adesso la regione, secondo prassi, invierà da Alessandria della Rocca, che conta circa 3.000 abitanti, un commissario che sarà in carica per l'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni. Settimane fa l'aeroporto di Lampedusa è stato sequestrato preventivamente per varie inadeguatezze su disposizione della Procura di Agrigento il deposito di carburante aereo. In proposito interviene preoccupato il sindaco Totò Martello, che afferma, proprio in un momento nel quale le attività economiche e commerciali stanno faticosamente iniziando a risollevarsi dagli effetti della pandemia, è inaccettabile che l'isola di Lampedusa prosegue e non possa contare sulla piena operatività dei servizi aeroportuali. Non entro nel merito delle motivazioni che hanno portato al sequestro, ma da sindaco ho il dovere di tutelare la mia comunità. Chiedo dunque a tutte le autorità interessate di attivarsi immediatamente, ognuno nel proprio ambito di competenza, per trovare una soluzione e garantire ai nostri concittadini e ai turisti che arrivano nelle Pelagie tutti i servizi essenziali legati alla mobilità ed alla sicurezza sanitaria. E da oggi il coprifuoco sposta le lancette del rientro di un'ora, mezzanotte, e la Sicilia, per diventare bianca, dovrà aspettare ancora 2 settimane, anche se le vaccinazioni proseguono a buon ritmo. C'è il servizio. Oltre 60.000 vaccini somministrati in Sicilia nella giornata di ieri, con un nuovo record di prime dosi. Da giorni la Sicilia supera i target indicati dalla struttura nazionale, afferma l'assessore alla salute Ruggero Orazza, ed è il segnale del desiderio di rinascita dei siciliani che vogliono ritornare ad una vita normale. I dati costanti, il contributo della rete dei punti vaccini con i tanti hub territoriali, lo sforzo che sta compiendo la medicina generale, la piena e fattiva collaborazione con la sanità militare sono gli elementi positivi sui quali investire nel mese di giugno, che ci vedrà ricevere, secondo quanto fino ad ora comunicato, oltre 1.300.000 vaccini delle 4 tipologie finora autorizzate dagli enti regolatori. In settimana, su disposizione del presidente Musumeci, saremo anche pronti, conclude ancora Razza, alla firma della convenzione con le farmacie. La Sicilia così punta sui giovani per dare una svolta decisiva alla campagna
campagna di vaccinazione. Il sogno è completare l'immunizzazione di tutti i siciliani a settembre prossimo e nell'isola c'è per la prima volta un piano di lungo periodo che dà per scontato sia necessario almeno un secondo e terzo giro di vaccinazioni, puntando sullo spostamento delle somministrazioni sulle figure portanti e dunque medici di famiglia e farmacie. Intanto le prime riunioni in assessorato di Ruggero Razza tornano in sella dopo le dimissioni dovute all'avviso di garanzia nell'inchiesta sui dati falsi dei morti per Covid ed hanno così portato a una nuova roadmap per la Sicilia. L'obiettivo è arrivare a fine giugno con la metà della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose, ha detto Razza, oggi ad aver avuto almeno una somministrazione è il 40% dei siciliani. La tabella di marcia punta a fare in modo che durante l'estate ci sia il colpo di reni decisivo per arrivare in autunno con una immunizzazione di massa quasi. A quel punto, lo ha ammesso anche l'assessore, è necessario cominciare a prevedere che si debba ricominciare a vaccinare da capo tutti quelli che hanno avuto entrambe le dosi, questo perché l'effetto del siero dovrebbe esaurirsi prima di un anno. Vista la grande voglia di vaccino tra i giovanissimi e la nuova disponibilità del siero AstraZeneca, andato esaurito nel fine settimana scorso alla Fiera del Mediterraneo, il governo Musumeci ha lanciato l'iniziativa Porte Aperte AstraZeneca, che si ripete anche questo lunedì e domani martedì 8 giugno in tutti i punti vaccinali e hub individuati dalle singole ASP territoriali su base provinciale. Per la Sicilia la zona bianca dovrebbe scattare il 21 giugno prossimo. Il trend dei dati ormai appare chiaro. All'aperto in zona bianca non ci sono limiti tranne il distanziamento di 1 metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo 6 persone non conviventi. Possono sedere insieme però 2 nuclei familiari. I locali potrebbero ripartire già a luglio, ma è quasi certo che sarà necessario avere il Green Pass, soprattutto alla luce dello sprint sulla campagna vaccinale per i giovani. Il piano in queste ore continua a marciare e a macinare record 1,2 milioni di dosi in 48 ore e procede davvero spedito. L'ultimo dossier ancora sul tavolo dei tecnici e politici è quello della riapertura delle discoteche, anche se non si sa ancora con certezza come e quando le sale da ballo dovrebbero però ripartire il prossimo mese. Ma già martedì prossimo in serata al Ministero della Salute è previsto un incontro con i gestori dei locali sul tema, i cui risultati, come da protocollo, potrebbero essere riportati al Ministro della Salute Roberto Speranza affinché possa infine valutare i tempi e i metodi più adeguati per le riaperture. Anche su questo il sottosegretario Sileri si dice convinto che il nodo sarà sciolto in tempi brevissimi. Ho fatto una riunione con la Direzione Generale della Prevenzione, spiega, facendo presente che se abbiamo un Green Pass dobbiamo crederci per avere accesso a una maggiore libertà. Dovremmo arrivare a un punto quanto prima in cui si può anche ballare. Se si è muniti di Green Pass, usiamo il Green Pass, magari riduciamo le persone e sul rischio che si possano eludere le verifiche sul certificato verde aggiunge: se abbiamo più della metà della popolazione vaccinata e il numero dei giovani vaccinati continua a salire, la chance che si possa trovare qualcuno che sul Green Pass non viene controllato e che sia positivo sono estremamente basse. Disservizi e lamentele. L'hub vaccinale di Agrigento non ha ancora raggiunto un'organizzazione ottimale. Eugenio Cairone. Sarebbe solo un problema, dicono dall'ASP, legato alle prenotazioni alla stessa ora. Fatto sta che ieri al Palacongressi del villaggio Mosè si sono ripetute le vergognose scene già viste con la gente ammassata per ore sotto il sole, file forse giustificate le prime volte, ma che adesso sanno di disorganizzazione assoluta e di incapacità di gestire la situazione. Come dicevamo, l'ASP ha scaricato il disservizio sul sistema delle prenotazioni delle poste per conto della Regione. Possibile, fanno notare gli stessi cittadini costretti a stare per ore in fila, che non si riesce, per quanto riguarda l'hub del Palacongressi, a gestire meglio le vaccinazioni, evitando di lasciare le persone in balia del caos assoluto, con il rischio di sentirsi male aspettando il proprio turno. L'augurio, insomma, è che possa davvero cessare questo tipo di improvvisazione che non rende onore alla sanità agrigentina. Certo, l'importante è comunque vaccinarsi, ma sarebbe giusto poterlo fare in condizioni da paese civile.
Nonostante la circolazione stradale sul lungomare Falcone-Borsellino di Agrigento risultasse chiusa per effetto della nuova ordinanza del sindaco Franco Miccichè, che ha rimodulato la ZTL di San Leone, l'allarme rissa sabato sera è tornato a farsi più che concreto. Infatti, vicino a Piazzale Aster è scoppiato un nuovo tafferuglio, una vera e propria rissa fra più gruppi di giovani. All'arrivo delle pattuglie della polizia, allertate da qualcuno che ha temuto il peggio assistendo alla scazzottata, gli esagitati erano però già spariti. A Grotte 2 anziane donne di 81 e 86 anni sono state truffate e derubate da un uomo che si è spacciato per promoter di nuovi e vantaggiosi contratti per la fornitura di gas e luce. Lui è così entrato nelle abitazioni in via Crispi e in via Madonna delle Grazie, ha rubato contanti, libretti postali e carta bancomat. Le due malcapitate hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri della locale stazione. Più nel dettaglio, a casa di una sono stati rubati 20 euro e il libretto bancario e nell'altra 300 euro un libretto postale e una carta bancomat. Proseguono le ricerche del 58enne di San Piero Patti, di cui non si hanno notizie da lunedì 1 giugno. Vigili del fuoco, polizia e carabinieri sono da giorni impegnati nelle ricerche. Per le ricerche è stato utilizzato anche un elicottero del reparto volo di Catania. La sala operativa mobile, unità di comando logistico, coordina le varie squadre. Nei giorni scorsi le attività si sono concentrate sulle campagne di Mongiove, frazione di Patti, dove l'uomo si era recato per effettuare dei lavori in un appezzamento di terra. Oggi il raggio d'azione si è ampliato con le perlustrazioni in altre zone. L'uomo, un imprenditore agricolo, avrebbe fatto perdere le sue tracce già dal pomeriggio del 1 giugno. Nei giorni scorsi è stato individuato il mezzo sul quale pare viaggiasse il 58enne. Si tratta di un furgone ritrovato nei pressi di Mongiove, lungo l'arteria di collegamento con la statale 113. Gli inquirenti mantengono il massimo riservo. Pare che l'imprenditore agricolo abbia staccato il cellulare intorno alle 3 del mattino in zona Colla Maffone. La pista privilegiata sembra essere quella dell'allontanamento volontario. Il furgone sarebbe stato trovato con le chiavi al quadro. Fiamme da Erice a Pizzolungo, l'incendio ha sfiorato alcune abitazioni. C'è il servizio. Una coltre di fumo sulla città e una montagna in fiamme. Un'ennesima domenica di fuoco, quella trascorsa ieri 6 giugno. Il rogo partito dalle pendici di Erice alle spalle della cittadella della salute si è poi propagato rapidamente, complice anche il vento di scirocco nella zona di San Cusumano e di Pizzolungo, lambendo pericolosamente le abitazioni e bruciando la pineta di un agriturismo. Il fuoco ha poi guadagnato strada raggiungendo la zona di Martogna e salendo ancora sulla montagna ericina. In azione la protezione civile, i vigili del fuoco, 2 autobotti private chiamate dal comune per supportare le operazioni di spegnimento delle fiamme, un Canadair arrivato dalla Lamezia Terme, un elicottero della forestale. Il velivolo, che ha eseguito diversi lanci di acqua, ha dato manforte agli interventi da terra. Ancora una volta, dice il sindaco di Erice, Daniela Toscano, la mano criminale dell'uomo viola il territorio ericino, nonostante la costante azione di controllo dei volontari della protezione civile, grazie a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme, evitando un danno ancora più grande al patrimonio ambientale. Diversi sono stati anche gli incendi nel Palermitano, sui casi già troppi in Sicilia. Interviene però il comitato Salviamo Boschi. Il 2021 comincia male, conferma il trend negativo degli ultimi anni, più di 50 incendi in 2 mesi e alcuni dei luoghi più belli della Sicilia come Vendicari, le cave degli Iblei, il bosco di Angimbè, la Valle dei Templi e la montagna di Erice messi in serio pericolo dalle fiamme. La campagna antincendi è stata anticipata al 3 giugno, ma è una pezza insufficiente a coprire l'enorme buco della disorganizzazione e della mancata prevenzione. Al di là dei proclami e degli spot ad effetto, riporta la nota, il governo regionale non è stato finora in grado
grado di gestire l'emergenza incendi nonostante il grido d'allarme lanciato ripetutamente dal coordinamento Salviamo i Boschi e da tutte le associazioni ambientaliste all'indomani dei roghi della scorsa estate. Già nel mese di dicembre avevamo chiesto di essere ascoltati dal presidente Musumeci e il 10 marzo abbiamo reso pubblico il nostro documento con 20 proposte per una politica attiva di contrasto agli incendi, sottolineando la necessità di agire con urgenza sulla prevenzione, ma proprio su questo punto fanno tutti orecchie da mercante, si preferisce investire sullo spegnimento, sicuramente più lucroso, piuttosto che su una nuova politica di gestione del territorio e sul coordinamento di tutte le forze coinvolte nella lotta agli incendi. Apprezziamo i tentativi di coinvolgimento dei volontari e l'uso delle nuove tecnologie, ma siamo convinti che queste azioni rimarranno insufficienti se non saranno accompagnate da una serie di riforme del settore e da una politica ambientale più innovativa e partecipata. Il problema è ormai sistemico, non si può risolvere con delle semplici misure tampone. Sulla questione chiediamo inoltre un pronto intervento dei prefetti dell'isola, cui abbiamo rivolto una lettera appello consegnata congiuntamente in tutte le province lo scorso giovedì 3 giugno. Con tale lettera, continua ancora la nota, chiediamo ai prefetti di esercitare il loro ruolo di garanti dei diritti dei cittadini e di adoperarsi con ogni modalità disponibile affinché venga rafforzato il controllo del territorio nelle giornate a rischio, sia attraverso l'impiego delle forze dell'ordine, sia attraverso l'uso di nuove tecnologie di supporto, e chiediamo anche che si adoperino affinché i sindaci adempiano ai loro obblighi di legge, ovvero che abbiano aggiornato i piani di protezione civile e istituito centri operativi comunali, promuovendo esercitazioni tra i vari attori impegnati nell'antincendio boschivo nel periodo pre-estivo, che abbiano ancora aggiornato il catasto delle aree percorse dal fuoco al fine di rendere cogenti i vincoli previsti dalla legge 353 del 2000, che abbiano emesso le ordinanze di interdizione al pascolo nelle sopradette aree, notificandole alle forze dell'ordine e alle attività di pastorizia del proprio territorio. Nell'ambito della riorganizzazione in corso del partito di Italia Viva di Renzi in Sicilia, il segretario regionale Davide Faraone, capogruppo al Senato, ha nominato Claudio Lombardo, medico di professione ma cuore e anima dell'associazione ambientalista Mare Amico, da sempre impegnato in azioni di contrasto all'abbandono in natura e in mare di rifiuti sul fronte della lotta all'erosione delle coste ed esperto di sviluppo del territorio e di tutela ambientale. Il CPIA, diretto da Santino Lopresti, riceve un prestigioso riconoscimento. Arturo Cantella. Il CPIA di Agrigento ha ricevuto il premio della critica assegnato al fumetto e al commissario Mascerpa, operazione musicista realizzato dagli studenti della sede CPIA di Licata, che rientra nell'ambito della partecipazione al quarto ciclo del progetto concorso Pretendiamo Legalità, mirata alla sensibilizzazione in materia di educazione verso il rispetto delle regole. Il premio è stato consegnato dal vicario della questura Egidio Gianantonio, accompagnato dal capo della Polizia di Stato Francesco San Martino, al dirigente scolastico del CPIA, ingegner Santino Lopresti, ed è stato presentato dal noto attore televisivo Flavio Insinna. Abbiamo partecipato su invito della Polizia di Stato a questo premio, che è un premio nazionale. Hanno partecipato circa 80 istituzioni scolastiche, diciamo di tutti i livelli e grado, e per quanto ci riguarda noi ci siamo cimentati con due nostre sedi associate, Licata e Favara. La sede di Licata ha lavorato sulla questione che riguarda il pizzo e quindi sul commissario Mascherpa. Questo commissario Mascherpa, diciamo, è un graphic pubblicato sulla Polizia Moderna, su una rivista della Polizia. Bene, i ragazzi, un ragazzo, un certo Bonelli, un nostro studente, ha elaborato, diciamo, tutte le figure, quindi i disegni, mentre per quanto riguarda i testi le classi terza A e terza B hanno collaborato. È un tema importante in una città dove penso, ma non solo in quella città, io penso in tutte le città d'Italia, in particolare qui da noi nel sud, esiste, che è quello del pagamento del pizzo. I ragazzi hanno realizzato
questa trama hanno, come dire, alla fine il commissario Mascherpa riesce a scoprire, tramite un artifizio, riesce a scoprire chi è la gang che si occupa, che fa questi atti di delinquenza nella città. Io penso che sia non solo la tematica sia importante, e poiché anche la provenienza di questi ragazzi è una provenienza di ambienti anche disagiati talvolta, perché da noi frequentano ragazzi quasi adulti che nell'età dello studio hanno abbandonato gli studi e che poi riprendono successivamente. Io penso però che sia importante, non solo, ecco, il premio è un premio importante perché è il premio della critica, quindi è un premio a livello nazionale. La cosa che io voglio sottolineare è che la società, che si ritiene la società civile, ecco, deve avere però la forza e la capacità di accogliere queste persone che poi vogliono cambiare. In questi giorni abbiamo avuto la polemica sul Brusca pentito, se era giusto o era sbagliato. Io penso che lo Stato intanto ha il dovere di rispettare le regole, però se noi le rifiutiamo questi poi ritornano nel proprio ambiente. Allora la società ha il dovere di dare credito ai cambiamenti delle persone che vogliono cambiare, di accoglierle, di integrarle nel sociale, perché, come dicevo, un eventuale rifiuto riporterebbe di nuovo queste persone in un ambiente che non è l'ambiente della delinquere, quindi della delinquenza o ancora peggio di altre organizzazioni. Bene, io sono contento, ma non solo sono contento per la scuola, ma sono contento per questo lavoro fatto dai ragazzi, perché sono loro gli artefici. Ringrazio la Polizia di Stato, il Questore di Agrigento, che ci hanno seguiti, il vicario del Questore che è stato presente alla manifestazione, alla premiazione, ed è un premio, quello della critica, quindi, come dire, un premio assoluto, un premio nazionale. Siamo molto contenti, ma lo sono, come dicevo, per i ragazzi e per questa idea di cambiamento che c'è anche in una città come Licata. Allora, quest'anno, Flavio, abbiamo inserito un premio nuovo, il premio della critica. Mamma mia, la critica. Allora, premio che è stato assegnato all'elaborato che ha racchiuso, diciamo, un po' in sé, senza levare nulla agli altri, mi raccomando, è festa per tutti, però, come dire, racchiudendo in sé tutti i valori che il progetto, appunto, pretendiamo legalità porta con sé. Ad assegnarlo è stato uno scrittore, un giornalista di spicco del panorama italiano, Vincenzo Spagnolo, che salutiamo con grande affetto. Scrive per Avvenire, per il quotidiano Avvenire, da tanti anni si occupa di giornalismo d'inchiesta e di cronaca. Dovrei fare la suspense, ma quindi è festa, quindi in televisione fare, e invece no, lo dico. Il premio della critica va a il commissario Mascherpa, Operazione Musicista, realizzato dagli alunni del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Agrigento, la sede di Licata. Bravissimi, bravissimi, clip, video. Riconoscimenti ai migliori, in moto la macchina organizzativa del premio Carchinos, quinta edizione. Arturo Cantella. Riunione decisiva ieri per il conferimento dei premi Carchinos 2021. La giuria di qualità si è infatti data appuntamento presso il Circolo Empedocleo di Agrigento per esprimere il giudizio finale sui nomi di agrigentini celebri in Italia e nel mondo, che esprimono l'essenza dell'ambito premio, giunto alla sua quinta edizione, voluto dal patron Carmelo Cantone, dal presidente delle associazioni Antiche Tradizioni Popolari Francesco Novara, che neanche il direttore artistico. I nomi che la giuria ha scelto verranno resi noti nei prossimi giorni dal team che sta lavorando alacremente per l'organizzazione dello spettacolo finale, che quest'anno sarà ospitato presso il Tempio di Giunone, nella Valle dei Templi. Un'edizione trapelato che si annuncia veramente innovativa e ricca. Tra qualche giorno dunque sapremo il verdetto emerso ieri per i nomi del premio Carchinos 2021. Valori in rete, gioco calciando 2021. Lo sport riparte dai più piccoli dell'Anna Frank di Fontanelle. Oggi si è svolta la fase finale provinciale del progetto. Arturo Cantella. Si è svolta stamani la giornata conclusiva della finale provinciale del progetto Valori in Rete, Gioco Calciando 2021,
presso il plesso scolastico Giovanni Verga a Fontanelle, facente parte dell'istituto comprensivo Anna Frank, diretto dal professor Giovanni Russo, organizzato dal settore giovanile scolastico della FIGC in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. La manifestazione rappresenta un importante segnale di ripartenza e un graduale ritorno allo svolgimento delle attività sportive post-Covid-19. Questo progetto è stato realizzato anche nonostante la pandemia in una modalità diversa dal solito. Infatti gli alunni comunque hanno potuto svolgere delle attività fatte sul sito web della FIGC e quindi in qualche modo abbiamo garantito loro una continuità nell'attività didattica. Adesso finalmente ritorniamo in presenza e finalmente i ragazzi possono ritornare a fare ciò che avevano fatto prima. Noi come Istituto Anna Frank abbiamo sempre aderito ai progetti sportivi perché riteniamo fondamentale il valore e la cultura dello sport e i valori che appunto possono acquisire giocando, il rispetto di se stessi, il rispetto verso gli altri, ma soprattutto il rispetto delle regole. Dove nelle scuole chiaramente aperte, dove non c'è stata particolarità di zona rossa, abbiamo lavorato tranquillamente con i nostri collaboratori. Devo dire che nonostante tutto siamo contenti perché siamo ripartiti con la nostra attività ufficialmente e per noi è la possibilità di concludere questo anno particolarmente brutto con la speranza di dare in questo mese ai bambini la possibilità di giocare, divertirsi, tra virgolette uscire da questo clima un po' particolare e prepararci per la nuova stagione che speriamo possa ritornare ad essere quella stagione che noi conosciamo e che aspettiamo. Come si guarda al futuro fattivamente? Ma io dico che a futuro dobbiamo guardare positivamente perché è chiaro che è stata una pandemia che ha investito tutti, però credo che con la possibilità del vaccino, e qui invito tutti a vaccinarsi, ci darà sicuramente la possibilità di guardare con molto ottimismo alla ripresa un po' di tutto, non solo dal punto di vista sportivo ma dal punto di vista dell'economia, della socializzazione, di tutte le attività. Sicuramente questi sono i segnali positivi che arrivano dal territorio che ha tutta la volontà, la voglia di ripartire. E questo del resto è stato il tema comune lanciato dal CONI per la giornata nazionale che si è festeggiata ieri, proprio la ripartenza dal territorio al sogno olimpico. E sicuramente per noi italiani ci sarà anche il passaggio ora prossimamente con l'inizio dei campionati europei che si svolgeranno per la maggior parte, campionati di calcio, che si svolgeranno per la maggior parte anche per una parte in Italia, che sta comportando la riapertura degli stadi, il pubblico che ritorna a tifare, perché sicuramente durante tutto l'anno, sebbene lo sport di alto livello sia continuato, sembravano degli scenari irreali quelli di vedere gli stadi proprio vuoti, si sentivano solo i calci e le voci dei giocatori. Il territorio che riparte speriamo, perché la sofferenza anche per il mondo sportivo, voglio dire, riguarda anche una parte di economia, perché c'è tutto un mondo che lavora per lo sport. Da 2 anni assieme a Stefano abbiamo preso in carica questa attività e diciamo che il primo pensiero che abbiamo avuto è quello di, così come ha manifestato poco fa nella sua intervista, di mettere al centro dell'attività il bambino. Da lì come fulcro abbiamo diramato un poco quali sono i doveri e i diritti dei bambini che si approcciano al gioco del calcio, ma nello stesso tempo abbiamo pensato ai comportamenti molte volte dei genitori e dei tecnici, che purtroppo abbiamo potuto rilevare nel tempo per i ruoli che abbiamo ottenuto anche all'interno della Federazione Gioco Calcio e come calciatori o come tecnici oppure come delegati delle provinciali, e quindi ricordare come ci si comporta e quali sono le condizioni per far sì che un bambino abbia un approccio all'interno della città di calcio o anche a scuola. Secondo me neanche, come dice il Signore, anche per coinvolgere i bambini, cioè noi bambini a giocare a calcio, perché alla fine ci fa divertire, non è solamente un gioco competitivo secondo me, ma alla fine fa anche divertire.
E poi dopo il Covid è importante. No? Dopo il Covid è molto importante riprendere anche a giocare, perché in questi 2 anni non è che con questo, con il Covid almeno ci stiamo liberando un po' di questa chiusura in casa. Noi abbiamo sempre organizzato i campionati studenteschi proprio a livello provinciale. Purtroppo da 2 anni siamo fermi, quindi questo è mancato tanto anche ai nostri ragazzi. Solo che per fortuna la FIGC è stata, ha insistito nel fare questi progetti e alla fine questo di oggi spero che sia veramente l'inizio di una nuova apertura, perché con le giuste precauzioni, con il giusto distanziamento sono riusciti veramente, la federazione è riuscita ad organizzare questa festa che per i ragazzi è fondamentale. Io come referente provinciale mi auguro il prossimo anno di iniziare a fare tutte quelle attività splendide che coinvolgevano dai ragazzi dell'infanzia fino ai ragazzi della secondaria superiore, a condividere questi momenti così belli per loro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Germogli in città, i bambini si riappropriano della terra di Messina fra divertimento e sostenibilità. C'è il servizio. Dallo yoga del sorriso ai supereroi di Mr. Alex fino agli interventi dei produttori del settore agroalimentare e dei ristoratori del gruppo FIPE, Confcommercio Messina, eroi del territorio pronti a fare squadra per salvare il lavoro di tante aziende e famiglie in sofferenza. Questo e tanto altro a Messina nell'ambito di Germogli in città, la manifestazione organizzata da Confcommercio. Sembrano tutte cose che sono separate, divise, e in realtà poi è la combinazione, la messa in rete di tutti questi aspetti che può creare da un lato energia vitale e dall'altro lato energia economica. Per questo abbiamo fondato un nuovo ramo della Confcommercio che si chiama Confali, che insieme a FIPE porterà avanti dei temi e porterà i nostri prodotti all'interno appunto dei nostri locali che diventando testimonial della lotta all'Italian Sounding riusciranno ovviamente intanto a far assaggiare alle persone del luogo, quindi ai cittadini, tutte le cose buone che la nostra biodiversità, che dobbiamo mantenere viva, può consentire, e poi magari si può anche pensare in futuro a creare delle reti per l'export. Abbiamo una richiesta di istituzione di un mercato o comunque di una occasione per consentire ai coltivatori locali della zona sud della città, dei villaggi sud della città, dove ci sono tante campagne che sono coltivate, tanti fondi che sono coltivati, di vedere un'occasione per poter consentire loro la commercializzazione di questi prodotti che sarebbero davvero a chilometro zero. Il Papa ce l'ha ricordato 5 anni fa con la Laudato Si, questo documento che ci invita a ripartire dalla custodia del creato e a rinnovare le relazioni. Il Papa dice tutte le cose possono cambiare ma bisogna riorientare la rotta. Ecco, noi già da alcuni anni, da 5 anni, abbiamo creato una commissione per la custodia del creato con diverse iniziative, anche concrete. Ecco, stiamo cercando di collaborare, di fare rete. Il Papa dice tutto è in relazione, tutto è connesso. Sono prodotti ottenuti coltivando proprio la nostra terra. Non deve essere più una moda, è il punto di partenza. Se vogliamo effettivamente dare un segno di svolta e crescere, dobbiamo ritornare a coltivare i nostri territori che sono produttivi, possono darci veramente il sostentamento di cui noi abbiamo bisogno, e se vogliamo fregiarci di città turistica dobbiamo partire dalla salvaguardia del nostro ambiente e dei nostri territori. Quindi basta più all'abbandono, ritorniamo alla terra, e questa è una piccola dimostrazione che dalla terra si può rinascere veramente. Ci hanno abituato a chiamarli prodotti di nicchia solo perché forse costano un po' di più, però che valore vogliamo dare al cibo? Il cibo alla fine è la prima medicina che noi assumiamo, quindi andare a mangiare un cibo di qualità che viene prodotto in maniera sostenibile, biologica, anche perché il costo non è elevato rispetto a quello che effettivamente andiamo a spendere. Ci hanno abituato a comprare poco il cibo, ma è la cosa più sbagliata in assoluto. Calcio, playoff, eccellenza, girone A, solo pareggi, nessuna vittoria, tutto rimandato a domenica prossima. Carmelo Lentini. Come previsto, neanche la seconda giornata della Pool A del girone A ha fatto registrare alcuna vittoria in nessuno dei 2 triangolari, per cui per stabilire la vincente di entrambi i triangolari si dovrà attendere domenica prossima per la terza giornata, 13 giugno. Ma vediamo un po' i risultati maturati. Triangolare 1, Mazzara Canicattì 0-0, ha riposato la San Gataldese.
Triangolare 2, Nissa Folgore 0-0, ha riposato l'Akragas. Per quanto riguarda la Pool B del girone A, ecco i risultati della seconda giornata. Marineo Misilmeri 1-3, Cus Palermo Marsala anticipata a sabato e terminata 4-0. Quindi sarà la terza giornata a stabilire la vincente di questo quadrangolare, e quando si affronteranno Misilmeri, che ha 6 punti in classifica, e Cus Palermo 4 punti. La vincente avrà diritto a percepire un bonus di 2.000 euro da parte della Lega siciliana. Parlando invece di Akragas, domenica prossima basterebbe anche un pari, ma con reti con la Nissa, per avere diritto a disputare la finale il prossimo 20 giugno. In campo neutro è tutto da stabilire. In caso di pareggio invece a reti bianche, sarà il sorteggio a decidere chi fra Akragas e Folgore andrà in finale. La stessa cosa vale anche per la San Cataldese, con il Mazzara, con il Canicattì che rimane affacciata alla finestra nella stessa situazione della Folgore. Intanto la squadra allenata da Francesco Di Gaetano continua ad affilare le armi in previsione della sfida con spettatori sugli spalti del Seneto contro la Nissa. È prevista la presenza di qualche centinaio di tifosi biancoscudati al seguito della propria squadra. Si è svolta a Siracusa la seconda tappa regionale caccia al minimo dedicata all'atletica leggera siciliana delle categorie assolute. Tutte le categorie di atleti in gara hanno utilizzato gli attrezzi assoluti. La giavellottista agrigentina Giusy Parolino, l'atleta della SD Scuola di Atletica Leggera di Catania, a distanza di 4 giorni ottiene in campo assoluto 2 prestigiosi risultati. Domenica 30 maggio a Palermo si è aggiudicata il podio, conquistando ai campionati regionali individuati assoluti la medaglia d'argento del giavellotto e un 4° posto nel lancio del disco, dove ha sostituito una compagna di squadra assente. Giovedì 3 giugno a Siracusa ha disputato una brillante gara che le ha permesso di aggiudicarsi la prima posizione in una gara assoluta, ed oltre a vincere la gara di lancio del giavellotto femminile ha stabilito il nuovo record siciliano della sua categoria, che la stessa atleta aveva stabilito a Catania il 2 giugno del 2019. La scuola dello sport CONI di Ragusa è stata a teatro questo weekend della seconda prova del campionato regionale individuale Silver nella categoria LC Senior 3, secondo posto conquistato dall'empedoclina Asia Abate. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.